Il governo dice sì a Fedriga, sarà anticipata di una settimana l'applicazione del Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia. Domani la firma del Ministro della Salute Speranza, la nuova misura scatterà lunedì prossimo. Ancora una vittima sulle strade del Friuli, un uomo di 70 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente accaduto lungo la Osovana, Buia, ferite lievi per una 28enne di Brescia coinvolta nello schianto. L'annuncio di 26.000 posti per l'inoculazione in 3 hub dell'azienda del Friuli Centrale ha spinto moltissimi cittadini a prenotare un posto per la vaccinazione e anticipare l'appuntamento già preso. Tutti i canali presi d'assalto. Un 47enne è stato arrestato dalla polizia ieri nella giornata contro la violenza sulle donne per atti persecutori nei confronti della ex che stava importunando in un bar di Gorizia. Dai controlli è emerso che uno stalker recidivo. Sono un centinaio gli eventi che caratterizzeranno il Natale a Udine, dalla musica alla prosa, dalle rassegne corali alla danza. Stasera l'accensione delle luci e degli addobbi che scalderanno la città durante le festività. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia sarà applicato a partire dal lunedì 29 novembre con una settimana di anticipo rispetto a quanto accadrà nel resto del paese. Manca ancora l'ufficialità, ma è certo che il governo ha risposto positivamente alla richiesta avanzata in questo senso dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga con l'obiettivo di evitare le misure restrittive della zona gialla che scatterà da lunedì e la confusione per i cittadini e per le attività economiche del territorio. L'ufficialità arriverà domani con l'annunciata firma del Ministro della Salute Roberto Speranza. Di fatto con lunedì ci saranno i due binari distinti, vaccinati e guariti da un lato, non immunizzati dall'altro. L'anticipo della misura prevista dal decreto firmato ieri dal governo fa sì che la prossima settimana nulla cambi per il Friuli Venezia Giulia, nonostante l'ingresso in zona gialla, ad esempio, non ci saranno riduzioni della capienza di cinema e teatri. Al momento non cambierà nulla per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le novità scatteranno come nel resto del paese dal 6 dicembre. Per quanto riguarda i controlli, per dimostrare di essere in possesso del Super Green Pass ci sono due possibilità: la versione cartacea che indica numero e date delle dosi di vaccino somministrate, oppure la versione digitale. Il Green Pass dall'APIO o alla voce dettagli riporta le stesse informazioni. Si lavora alla somministrazione delle terze dosi, mentre dalla Regione arriva la richiesta a rendere appunto il Super Green Pass obbligatorio già da lunedì, ma ve l'abbiamo detto in apertura che partirà appunto già da questo lunedì. Il Friuli Venezia Giulia da lunedì sarà in zona gialla, i contagi sono in crescita e il picco è previsto per la prima metà di dicembre. Al momento l'introduzione del Super Green Pass non ha portato a una crescita di richieste di vaccinazione in prima dose e anche le terze dosi al momento latitano. Tutti speriamo di entrare in quella decina di giorni che poi vedano un'inversione della tendenza, questa è la previsione che tutti speriamo possa essere confermata, e nello stesso tempo anche distinguere la responsabilità di coloro che hanno scelto di vaccinarsi rispetto agli altri. Quindi noi auspichiamo che la vaccinazione aumenti, però intanto dobbiamo preoccuparci che la vaccinazione di tutti quelli che è stata fatta in prima e seconda dose venga fatta la terza dose, perché anche su questo c'è un grande lavoro da fare, non dobbiamo darlo per scontato, insomma, c'è molta timidezza anche nelle adesioni sulla terza dose. E la distanza della durata del Green Pass, pur essendo ridotta da 12 a 9 mesi, in qualche modo ci dà qualche mese nel quale ovviamente anche la copertura del vaccino si riduce, perché abbiamo tutti visto che l'efficacia del vaccino solida sta intorno ai 6-7 mesi, poi è tutta una vicenda ovviamente che riguarda la singola persona, però le tendenze sono queste e mi sembrano molto chiare. La possibile introduzione del Super Green Pass a partire già da lunedì in Friuli Venezia Giulia non dispiace al vicepresidente, anche perché da sempre sostiene la necessità di creare una differenza tra vaccinati e non. Ci sia quella zona gialla che ci impone ovviamente anche la mascherina all'aperto, ma sostanzialmente distingua l'agibilità, mettiamola così, nell'accesso ad alcuni luoghi alle stesse condizioni della bianca, distinguendo le persone vaccinate da quelle non vaccinate.
Sale l'incidenza dei casi Covid in tutta Italia, mentre resta stabile l'indice RT. A preoccupare ora è la variante sudafricana che spaventa l'Europa e il mondo intero, con effetti peraltro anche sulle borse. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Svatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante, ha affermato Speranza. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione. Intanto nella provincia autonoma di Bolzano, con 458,9 casi per 100.000 abitanti, e in Friuli Venezia Giulia con 346,4, si registrano questa settimana i valori più alti dell'incidenza di casi di Covid-19. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della cabina di regia. A livello nazionale l'incidenza in 7 giorni è passata da 98 a 125 casi ogni 100.000 abitanti. L'RT medio è di 1,23. Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia con tasso di occupazione dei posti letto Covid sopra soglia critica sia in terapia intensiva che nelle aree mediche. E nella giornata odierna si registrano 3 decessi con Covid. Un uomo di 96 anni di Trieste è deceduto in una residenza per anziani, una donna di Pordenone di 86 deceduta all'ospedale, un uomo di 79 di Muggia deceduto in una residenza per anziani. Su 7.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 569 nuovi contagi, la percentuale di positività è del 7,13%, sono inoltre 18.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 67 casi, 0,35%. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 251. Un'altra vittima sulle strade del Friuli, la seconda in poche ore. Uno scontro mortale tra due vetture è avvenuto questa mattina buia, poco dopo le 9:30 lungo la Osovana. Lo schianto si è verificato in via Ursinis Grande. A perdere la vita Luciano Plos, un settantenne residente proprio a Buia, al volante di una Peugeot. L'uomo è spirato poco dopo essere arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni erano disperate. Ferite lievi invece per una donna di 28 anni, originaria di Brescia, alla guida di una Ford Fiesta, poi soccorsa ed ritrasportata all'ospedale di Udine. Da quanto ricostruito, al momento l'uomo stava tentando di mettersi lungo la strada provinciale 49, uscendo da uno stop, quando è stato colpito dall'auto della donna che procedeva lungo il rettilineo dell'Osovana. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco di Gemona per la gestione del traffico, rilievi carabinieri di Buia, Venzone e Tolmezzo. Un'altra tragedia ieri sera, intorno alle 19 in via Gorizia a Udine. Un'anziana è morta dopo essere stata investita da un'auto all'altezza di via Monte Mangart. Per la signora Nerina Candidi Tommasi, classe 39, non c'è stato nulla da fare. La donna era uscita assieme alla badante, alla sorella di questa e ai suoi 2 bambini piccoli per una passeggiata e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una Range Rover che proveniva da via Levatte si dirigeva verso il centro e l'ha urtata. Alla guida un uomo, classe 78, residente nel Goriziano, poi risultato positivo all'alcol test. In seguito al violento impatto l'anziana è stata proiettata a diversi metri di distanza, subito soccorsa dal personale sanitario. La signora è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Miracolate le altre 2 donne e i bambini. Il conducente dell'auto è stato indagato per omicidio stradale. Dei rilievi si è fatta carico la polizia locale. L'annuncio dell'apertura di nuovi 26.000 posti per le inoculazioni nelle strutture di riferimento di ASU-FC ha spinto questa mattina moltissimi cittadini a cercare di prenotare un posto per la vaccinazione o di anticipare l'appuntamento già preso, e tutti i canali a disposizione sono stati presi d'assalto. Per prenotare la vaccinazione anti-Covid, digiti il tasto 4. Per accedere al servizio di donazione... Call center, web app e farmacie sono stati presi d'assalto questa mattina per le prenotazioni di vaccini, in particolare di terze dosi, dopo che ieri l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha annunciato l'apertura di altri 26.000 posti in tutta l'area di riferimento nelle prossime 2 settimane. Molti cittadini si sono rivolti ai canali di prenotazione per prendere un nuovo appuntamento, ma anche per anticipare quello già fissato o per chiedere di spostarlo in un hub più vicino alla propria residenza.
Nei giorni scorsi si erano verificati alcuni disservizi con la difficoltà o l'impossibilità di fissare la data per la prima o la nuova inoculazione nell'area di riferimento dell'ASUFC. Così alcuni cittadini hanno preferito, anziché attendere nuove disponibilità vicino casa, prenotarsi in una struttura di un'altra provincia. Altri hanno segnato in agenda la vaccinazione per fine gennaio. La comunicazione dei 26.000 nuovi posti ha spinto molti cittadini a verificare se ci fosse la possibilità di modificare la propria prenotazione, con il risultato che alcuni si sono attaccati al telefono per contattare il call center, altri si sono collegati al sito e molti si sono rivolti al proprio farmacista di fiducia, con il risultato che questi professionisti si sono trovati a farsi carico di decine di nuove richieste e della modifica degli appuntamenti già presi. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha già fatto sapere che ritardi e disservizi potranno nuovamente verificarsi, proprio per il fatto che le terze dosi si aggiungono alla già notevole mole di lavoro per la campagna vaccinale delle prime e seconde e al fatto di garantire la continuità dei servizi in un momento di recrudescenza del virus. La tempesta perfetta, così il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Denis Caporale, definisce la situazione negli ospedali, il cui personale deve far fronte all'incremento delle somministrazioni di vaccini, ricoveri Covid, tracciamenti di contagiati, oltre all'attività ordinaria e al recupero delle liste d'attesa. Il Super Green Pass smuove molte persone non ancora vaccinate, le induce a richiedere la prima dose e arrivano anche le prime prenotazioni per vaccinare gli under 12. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale si avvale dei 3 hub, Ente Fiera Martignacco, Manifattura Gemona e Ospedale di Palmanova, oltre a altri centri di dimensioni più piccole sparsi in tutto il territorio. Questo si ripercuote sicuramente sul nostro sistema, anche sul nostro sistema vaccinale, quindi mi scuso già da subito se ci saranno dei disservizi, delle code e delle attese rispetto ai nostri centri vaccinali. È una situazione che naturalmente non è voluta ed è sicuramente di difficile gestione, anche perché appunto i numeri sono numeri importanti. All'incremento dei posti disponibili per le vaccinazioni deve corrispondere anche l'aumento di personale impegnato nelle somministrazioni. Intanto, negli ospedali è cresciuta considerevolmente la difficoltà a mantenere aperti tutti i servizi. La situazione sembra la tempesta perfetta, ma il sistema in questo momento è un sistema messo sotto pressione che fa fatica, ma fa fatica non perché non sia organizzato, ma fa fatica appunto perché i numeri e le attività a cui è costretto a dover mettere in piedi sono naturalmente la condizione in cui ci troviamo per la pandemia. Seconda tappa questa sera del percorso per definire nuovi vertici di Confindustria Udine da Palazzo Toriani. Ci colleghiamo in diretta con Marco Pasquariello. Te, buonasera. Buonasera da fuori Palazzo Toriani, da fuori la sede di Confindustria Udine. Con noi c'è l'ingegnere Benedetti che ha superato anche il secondo step, la votazione della squadra che è andata bene. Ingegnere Benedetti, ci anticipi qualche nome? Direi che il vice è Petrucco, poi il vicario, poi ci sono i vicepresidenti che è l'Anna e Ferragotto per il resto, tesoriere da nominare. Quindi Ferragotto confermato rispetto alla giunta pendente. Buon lavoro con la scuola, con le start-up e con i giovani, su cui bisognerà spingere ancora di più. Esatto, questo l'aveva detto anche il giorno dell'elezione, spuntare sui giovani, puntare sull'innovazione. Sì. Altro direi di no, e credo che la votazione sia abbastanza buona, sia girata sul 69-70%, che sta nelle regole, perché non esiste un consenso pieno su una squadra. C'è molto da fare, ma lo faremo, insomma, e quindi andiamo avanti. Resta ancora un ultimo passaggio, il 15 dicembre, sì. Poi la nuova giunta di Confindustria potrà partire. I primi passi di questa nuova giunta quali saranno? I primi passi credo saranno, abbiamo programmato il tema energia, soprattutto per le piccole e medie aziende, tema di internazionalizzazione in previsione del calo della domanda che credo avverrà sostanzialmente in un paio di anni, perché dobbiamo lavorare non tanto per il 22
che probabilmente sarà di media un buon anno, Covid permettendo, ma dobbiamo lavorare per consolidare competitività e relazioni per il periodo che è normale, non è una scoperta. Dopo il periodo di alta arriva quello di bassa, mentre oggi ci dobbiamo guadagnare e mettere riserve nelle aziende, nel periodo di bassa dobbiamo essere competitivi per avere la continuità. Benissimo, ringraziamo l'ingegnere Gianpietro Benedetti, lo lasciamo andare alla sua macchina e restituisco la linea allo studio. Grazie a Marco Pasquarello per questo collegamento in diretta. Hanno fiducia nella scienza le oltre 30 donne in gravidanza che hanno risposto alla chiamata dell'ASUFC per vaccinarsi contro il Covid. Domani si troveranno al Santa Maria della Misericordia, dove saranno accolte dalle CLIP della Clinica di Ostetricia e Ginecologia. Domani 30 nuove future mamme si sottoporranno a Santa Maria della Misericordia di Udine alla vaccinazione anti-Covid. L'iniziativa è coordinata dalla Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Domani saremo presenti accanto a loro per qualsiasi domanda, qualsiasi titubanza, proprio perché questo momento così importante, la prima vaccinazione anti-Covid in gravidanza, possa essere un momento di serenità e non di paura. I dati sono ormai assolutamente rassicuranti. Il messaggio è un messaggio di tranquillità, di sicurezza nei confronti del vaccino in generale, del vaccino Covid in questo caso in particolare, ma anche delle altre vaccinazioni in gravidanza. Ricordiamoci che il vaccino della pertosse è un altro vaccino importante che le pazienti verso la fine del terzo trimestre di gravidanza dovrebbero eseguire per assicurare poi una maggior sicurezza con il passaggio degli anticorpi al nascituro, al neonato e alla neonata. Noi diamo atto alle evidenze scientifiche e se possiamo aiutare con i nostri consigli, con le evidenze che abbiamo in questo atto, siamo qui per fare questo, perché ritengo che questo sia il nostro dovere. L'introduzione del Green Pass sul trasporto pubblico locale coglie impreparate le aziende del settore. A Gorizia APT attende ancora indicazioni chiare. L'introduzione del Green Pass sul trasporto pubblico locale, deciso dal governo, coglie impreparate le aziende del settore. A Gorizia sono ancora tanti dubbi su chi dovrà effettivamente controllare le certificazioni e in che modo, come spiega la presidente di APT Caterina Belletti a margine della presentazione delle nuove livree dedicate alla stagione del Teatro Verdi. APT non si organizza ancora perché, come avete sentito, manca ancora la circolare attuativa. Sono state date delle indicazioni attualmente prive di operatività, perché non si è ancora deciso se i controlli potranno essere alla fonte, cioè all'ingresso, se i controlli saranno random sugli autobus. Sappiamo anche, perché che non possiamo attingere alle forze di polizia, sappiamo anche che non sarà possibile demandarla alla polizia locale. Quindi mi chiedo, e chiedo anche a loro, chi custodirà chi sarà il controllore di questo controllo del Green Pass. Credo che non si partirà mai, perché sono regole di condotta che per essere attuate devono essere anzitutto chiare. Se non c'è la chiarezza a monte, a valle è impossibile che si possano attuare delle regole di condotta. Si recavano sul posto di lavoro senza Green Pass. Per questo motivo 21 persone sono state sanzionate in Friuli Venezia Giulia nell'ultimo mese e mezzo. La media parla chiaro, un lavoratore ogni 4 controlli viene trovato privo di Green Pass e questo è il valore intermedio delle violazioni emerso nell'ultimo mese e mezzo in Friuli Venezia Giulia. Dal 15 ottobre scorso, data d'ingresso dell'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, i carabinieri per la tutela della salute, su 86 ispezioni eseguite, hanno sanzionato per l'assenza della documentazione sanitaria 21 persone su 400, dato che porta ad una media di una persona non in regola ogni 19 controllate. 12 le attività ispezionate a Trieste, 38 a Udine, 11 a Gorizia e 25 a Pordenone. Gli interventi dei NAS hanno riguardato anche la corretta applicazione delle restanti misure di contenimento alla diffusione epidemica, che hanno portato ulteriori 4 illeciti o per inosservanza di sanificazione o mancato utilizzo delle mascherine o assenza di informazioni a clienti e dipendenti sulle norme di comportamento e di distanziamento. Tra le attività di controllo emerse anche alcune violazioni per quanto riguarda l'igiene, che hanno portato a 7 aggiuntive
sostitutive sanzioni. Uno stalker recidivo è stato arrestato ieri proprio nel giorno in cui si celebrava la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In manette è finito un 47enne di origine marocchina, residente a Gorizia, conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti penali e per ripetuti atti persecutori nei confronti della vittima. A chiedere aiuto alla polizia giovedì è stata la sua ex compagna dopo essere stata importunata per l'ennesima volta nelle vicinanze di un bar. L'attività effettuata dalla squadra volante dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico ha permesso di verificare che l'uomo continuava con i suoi reiterati pedinamenti persecutori nonostante l'ammonimento del questore. Pertanto, all'esito dei successivi accertamenti è stato arrestato. E sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un cittadino afghano, classe 90, anche lui coinvolto nella resa dei conti consumata a Trieste. Un nuovo tassello così è stato aggiunto dagli investigatori della squadra mobile che è coordinati dalla Procura della Repubblica di Trieste alle indagini sulla sparatoria di via Carducci del 4 settembre. Il giovane è ritenuto responsabile assieme agli altri imputati nelle provocate lesioni personali aggravate dall'uso di armi da fuoco. Questa ulteriore misura cautelare si aggiunge a quelle che erano scattate nelle ore e nei giorni successivi alla sparatoria. Quel sabato mattina infatti davanti a un bar 7 persone, tutte kosovare della famiglia Grasniki, erano state ferite a seguito di una spedizione punitiva attuata da un altro clan di kosovari. Un appartamento ostello dove si dava accoglienza ad alcuni irregolari è stato scoperto nelle scorse ore nel capoluogo friulano dagli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Udine. Nell'abitazione messo nella disponibilità una 44enne georgiana sono stati scoperti complessivamente 10 posti letto, 8 dei quali utilizzati da connazionali, tra i quali anche una minorenne. Nello spazio di pochi metri quadri erano ammassate numerose valigie, borse, diverse brandine ripiegabili, addirittura alcuni giacigli erano stati ricavati in un ripostiglio nell'atrio di ingresso. Sul luogo si è constatata la presenza di 6 donne, tutte georgiane, di età comprese tra i 38 e i 60 anni, 3 delle quali in stato di clandestinità, 2 con permesso di soggiorno per lavoro subordinato e una in attesa di notifica del diniego della protezione internazionale per giunta con precedenti di polizia per violazione alla legge sull'immigrazione. La conduttrice dell'immobile è stata quindi denunciata per le violazioni di legge. Disagi al traffico ferroviario questa mattina per diversi viaggiatori e pendolari. Dalle 7:30 è stata sospesa per 45 minuti la circolazione sulla tratta Sacile-Udine, poi riattivata solamente alle 8:30. L'interruzione è avvenuta per un intervento delle forze dell'ordine. Sempre in mattinata disagi si sono verificati sulla linea Udine-Cervignano, in particolare tra Risano e Udine a causa di un guasto agli impianti di RFI. Il treno è stato fermato a Risano, sostituito da 3 corriere sostitutive, deviato in via Gorizia un regionale da Udine per Trieste, mentre i passeggeri che da Udine erano diretti a Palmanova, Cervignano e il Trieste Airport sono stati fatti salire a bordo di un altro convoglio. Soppresso infine il treno nella tratta Palmanova-Udine, sostituito da un ulteriore bus sostitutivo. Incidente stradale con 3 feriti all'alba a Varmo, il sinistro è avvenuto sulla ferrata lungo la provinciale 95, ha coinvolto 2 veicoli, erano circa le 6:40 di oggi quando le 2 auto si sono scontrate. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco della Tisana e di Codroi per il personale sanitario del 118, alla base dello schianto l'asfalto bagnato e forse una incomprensione fra i 2 conducenti, più serie le condizioni di una delle persone coinvolte, diversi disagi alla viabilità. Dalla musica alla prosa, dalle rassegne corali alla danza, sono un centinaio gli eventi che caratterizzeranno il Natale a Udine. A Udine sono oltre 100 gli eventi promossi dal Comune per animare la città lungo tutto il periodo dell'Avvento sino alla metà di gennaio. Il calendario messo a punto dall'Assessorato alla Cultura vede il contributo di enti e associazioni presenti sul territorio. Abbiamo fatto un avviso pubblico, un bando per raccogliere proposte, queste proposte sono state vagliate da una commissione, è stato accordato un finanziamento proposto dalla commissione, condiviso dalla Giunta e abbiamo la possibilità di offrire più di 100 appuntamenti, più di 100 eventi da qui fino alla metà del mese di gennaio più o meno, ecco, che animeranno non solo il centro storico ma anche tutti i quartieri. Sono iniziative proposte da associazioni culturali, dalle pro loco della città di Udine, dalle parrocchie della città di Udine.
Vedete in copertina questa immagine che è un quadro di proprietà dei Civici Musei di Michele Di Ridolfo del Ghirlandaio, una natività. Il programma ha per titolo, abbiamo voluto metterlo appunto nella copertina di questo libricino, Natale a Udine, per dare un senso appunto al nostro programma che guarda al Natale, al significato profondo di una festività che è una festività religiosa. E rimaniamo sempre a Udine, dove sono stati accesi 2 alberi di Natale donati da Tarvisio e Pontebba. Allora riviviamo il momento dell'accensione, stasera poi l'approfondimento a screenshot a partire dalle 19:45 con Davide Vicedomini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piait! Si abbassano le temperature, come da previsioni è arrivata la neve sulle Alpi e parte delle prealpi del Friuli, in particolar modo nel Tarvisiano. Cambia il panorama volgendo lo sguardo a nord, osservando le montagne della nostra regione. Imbiancato il monte Zoncolani, il Canin e il monte Santo di Lussari. Ancora in attesa di Fiocchi, Piancavallo e Forni di Sopra. Nel fine settimana la situazione dovrebbe diventare sempre più bianca, infatti è prevista neve anche sul fondovalle tra sabato e domenica. La neve dovrebbe cadere oltre i 500-600 metri sulle Alpi e sopra i 1000 metri sulle prealpi. Come a Chiusaforte a Serenavea sono diversi mezzi spazzaneve e spargisale già in azione nei comuni dell'Alto Friuli o della Carnia. Subito dopo la pubblicità, appuntamento con le notizie sportive con Sport FVG. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.